oggi termino praticamente di scontare questi 18 mesi di sospensione conseguenti alla condanna in primo grado che ho ricevuto in sede penale al Tribunale di Padova, e che dire, sono molto contento naturalmente. Lo aveva previsto ai nostri microfoni 11 mesi fa. La sospensione sarebbe finita prima del nuovo processo d'appello e così è stato. Con sabato 27 maggio torna a essere il sindaco di Sant'Urbano Dionisio Fiocco, un caso anomalo quanto da manuale il suo. Condannato per peculato a novembre 2021, nonostante il PM avesse chiesto per lui l'assoluzione per non aver commesso il fatto per una vicenda relativa alla discarica tattica regionale presente nel suo comune, Dionisio Fiocco si era potuto ripresentare come candidato sindaco e a giugno 2022 era stato rieletto con il sostegno di 700 dei 1900 abitanti del comune. 3 giorni, giusto il tempo di fare la giunta con la nomina di Guido Temporin vice sindaco, ed era riscattata la sospensione disposta dal prefetto Raffaele Grassi per il tempo rimanente, con Fiocco che in questo periodo ha agito come consulente esterno della giunta. Adesso il sindaco torna nei suoi pieni poteri, con tanto lavoro da fare e pronto a cercare la soluzione quando si celebrerà il processo d'appello. Come rappresentante delle istituzioni, e non potrebbe essere diversamente perché altrimenti non avrei fatto questa scelta di ricandidarmi, allora in primis avere la certezza di avere, quindi sapere, avere la coscienza a posto. Secondo, fiducia chiaramente nell'istituzione giustizia e quindi quando arriverà la data dell'appello penso insomma che questa vicenda si chiuderà.